Questa non è una zona verde di Bassano, questa è l'ultima zona verde di Bassano. Ed è con queste parole commosse che una residente descrive San Lazzaro, l'ultima zona verde di Bassano. Un'oasi naturale e verdeggiante dove presto potrebbero arrivare 26 ettari, non di bosco, ma di capannoni, asfalto e cemento. Io soprattutto inviterei le autorità tutti quanti a venire a passeggiare qui e mettersi una mano sul cuore. Un progetto, quello di San Lazzaro, che ha creato fin dal principio una grande spaccatura. Da un lato i privati che hanno partecipato all'asta comprando i lotti del terreno, dall'altro una collettività che non vuole rinunciare al suo angolo di campagna bassanese. Con tutti quanti i capannoni che sono chiusi perché sono inattivi, non c'è lavoro, non penso che ci sia bisogno di questo. Abbiamo bisogno di verde per respirare meglio. Non so a chi farà bene, probabilmente ai taschi di qualcuno. Un dispiacere enorme perché davanti qui poteva esserci una zona, non so, residenziale, ma non capannoni, fabbriche o cose così. Questo mi fa molto male. La cosa andrebbe a ledere molto l'aspetto vitale della zona, che è caratterizzato da un verde che è un polmone molto importante per la città. Noi ci siamo trasferiti 5 anni fa da Cabaroncello, che era una zona estremamente trafficata, e siamo venuti qua molto tranquillo. Qua ci sono i campi, vengono coltivati, infatti si possono vedere le varie coltivazioni, ci sono le cicogne che atterrano. È impensabile che qui facciano una zona industriale. E dopo la lettera dei cittadini indirizzata all'amministrazione comunale, ago sempre più pesante della bilancia, i residenti chiedono più ascolto. Ascoltate l'Europa per piacere, che non siamo sempre noi a dover pagare. Se è vietato costruire, incementare ancora, togliere zone verdi da dove dovrebbe essere, per piacere non fatelo. Altrimenti non lamentatevi quando perderete tutti i voti, perché la gente non è stupida. Perché decidono tutto senza interpellare nessuno? Cosa siamo noi? Siamo cittadini che abbiamo sempre pagato le nostre tasse e non c'è niente che funziona bene, niente, né la sanità, né il comune, né il sindaco e neanche adesso il nuovo piano che devono fare. Questo fa schifo.